Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Per me è davvero un piacere introdurre questo evento organizzato dal Comitato Unico di Garanzia dell'Università di Udine in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti delle Donne. Giornata notoriamente festosa, ma credo sia una giornata che rappresenti un'occasione di riflessione su che cosa è stato fatto, ma anche quanto si deve ancora fare per raggiungere la parità di genere. E noi l'abbiamo fatto quest'anno dando un titolo che a nostro parere fornisce un po' di speranza, nel senso che parleremo di che cosa c'è oltre quel tetto di cristallo, quella porta di cristallo, così come alcuni la definiscono, e, nel senso che di cui parleremo saranno storie, percorsi di donne che hanno raggiunto quello che volevano raggiungere, quello che desideravano fare. Prima però di partire con l'evento, io volevo innanzitutto invitare il magnifico rettore qui presente, qui collegato, per un indirizzo di saluto. Bene, grazie Cristina, professoressa Nicoli, per questa introduzione. Io volevo portare solo un saluto. Innanzitutto ovviamente un grande abbraccio virtuale, perché in questo periodo non si può fare altro, a tutte le donne, non solo quelle che ci ascoltano naturalmente, e con l'idea che questa giornata in cui si stanno ricorrendo tutte le iniziative per ricordare anche peraltro un tragico evento, non si fermino naturalmente a questa giornata, ma che abbiano poi un proseguio e una volontà di proseguire con una strada che sta cominciando ad essere tracciata. Io ne approfitto per ringraziare la Valeria Filì, la professoressa Filì e tutti coloro che collaborano con lei ad organizzare questo ed altri eventi del nostro Comitato Unico di Garanzia, che stanno a ribadire proprio l'importanza della equità, equilibrio di genere, ma anche una messa in evidenza di qualunque tipo di discriminazione contro cui noi dovremmo operare, in particolare essendo un'istituzione universitaria. E come diranno bene anche i relatori, c'è chi ce l'ha fatta, però insomma sembra come sbarcare sulla Luna. In realtà ci sono dei problemi consolidati, sociali, culturali, che andrebbero evidentemente affrontati. Io guardavo un pochino anche, ma lo faccio spesso perché con Valeria stiamo ragionando sul bilancio di genere, cosa si diceva 3-4 anni fa. E si dicevano, cioè sono solo aggiornati i dati, però in realtà si dicevano esattamente le stesse cose. Se per esempio prendiamo l'istruzione, la laurea, i dottorati e poi la carriera accademica, c'è sempre un aumento di percentuale che è sovrabbondante ormai del percorso femminile, poi per arrivare ad avere 3 rettrici sostanzialmente in 84 università. Naturalmente le candidature sono aperte, se c'è un altro virus la posizione mia sarà libera dall'anno prossimo. Però detto questo, cosa si sta facendo, cosa non si sta facendo? Addirittura il soffitto di cristallo sta dentro le statistiche, si chiamano il glass ceiling, cioè è diventata una denominazione a cui si rischia un po' di abituarsi, no? Quindi è chiaro che tutte queste iniziative sono importanti, importantissime, ben vengano, ma credo che poi bisogna impegnarsi per dare continuità anche con i fatti tra un 8 marzo e quello successivo. Recentemente tutti stiamo guardando ai 20 obiettivi del sviluppo sostenibile, no? Del Sustainable Development Goals, il numero 5 sta proprio sulla gender equality, che dicono se non verrà superato questo, altri a cascata potrebbero non essere superati. Quindi io credo che diciamo questa giornata è utile per fare il punto e anche un pochino con degli esempi, così come in questa nostra diciamo, iniziativa virtuosi, però anche guardare come si può fare per far diventare un fatto ormai
culturale, diciamo, l'idea della parità di genere. E oggi leggevo, per esempio, sul Messaggero Veneto un articolo di Marina Brollo che tirava in ballo perfino Sanremo. Tutto fa, va benissimo tutto. Ecco, l'importante è che credo a questo punto sia da attivare delle vere e proprie politiche in questo senso. Io vi voglio solo citare un fatto, sono coinvolto con altri, quasi una quindicina di colleghi rettori, in un gruppo di lavoro sul reclutamento. Fra l'altro in questo gruppo di lavoro c'è forse una rettrice, quella nuova di Venezia, che ha sostituito il precedente, e si sta discutendo di tutto il percorso accademico, naturalmente senza fare riferimento a una differenza di genere che non dovrebbe assolutamente esistere. Però è chiaro che adesso, quando siamo arrivati a definire una sorta di documento che ci trova tutti d'accordo, abbiamo cominciato a porci il problema, ma sì, però bisogna che questo documento contenga anche qualcosa per rendere per iscritto e tangibile che si vuole agire in un certo modo. Poi, chiaro che il valore o la capacità non si discutono indipendentemente dal sesso. Oggi mi è capitato di vedere in TV una trasmissione che si chiama Leonardo, e parlava una delle pochissime rettrici, la rettrice Nuti della Scuola Sant'Anna di Pisa, e diceva, effettivamente riportava quanto poco fosse anche nel loro ambito il livello, diciamo, delle donne, il numero delle donne coinvolte ai piani alti, e citava una serie di elementi che andrebbero già contrastati ab inizio. Per esempio, il fatto che di solito, come è normale, si decida di fare figli nell'età che è più fertile, non solo da quel punto di vista fisiologico, ma anche dal punto di vista della produttività scientifica. E questo è evidente che se, come stiamo cercando di fare noi anche in piccolo, e ringrazio Valeria anche per le proposte che fa, se non vengono superate anche culturalmente, ma anche tecnicamente, questo tipo di difficoltà, sarà difficile superare, nonostante tutte le buone volontà, questo tipo di limitazioni. Quindi io sono preso un po' di tempo, scusate, ma lo sento, forse perché ho 3 donne in casa, il problema, e volevo ringraziare ancora sia gli organizzatori, soprattutto i relatori, e ovviamente tutti coloro che hanno voglia e volontà di ascoltare e recepire questo messaggio positivo che arriva da questa nostra iniziativa. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, magnifico. Io adesso passerei la parola alla professoressa Valeria Filì, ordinaria di diritto del lavoro, ma anche delegata del Rettore per le pari opportunità e presidente del Comitato Unico di Garanzia. Vai Valeria. Grazie Cristina, grazie per la presentazione, ringrazio moltissimo il magnifico Rettore per le sue parole, quindi grazie davvero a te e al Direttore Generale, il Dottor Massimo Di Silverio, per il sostegno concreto e convinto a tutte le iniziative intraprese dal CUG dell'Ateneo, compreso questo webinar. Perché c'è da dire, nonostante la stanchezza, diciamocelo, di stare tutto il giorno davanti a un computer, il CUG dell'Ateneo con questa iniziativa ha voluto dare un contributo alla riflessione sulle diseguaglianze a cui tu hai accennato, sulle diseguaglianze ancora esistenti e ancora marcate tra uomini e donne nella società, nel mercato del lavoro e nella politica. Ed è proprio per il permanere di queste diseguaglianze e per le mancate pari opportunità che ancora oggi è importante celebrare l'8 marzo. Eh sì, perché l'8 marzo è stata spesso giornata oggetto di banalizzazione. Avete mai sentito dire perché non c'è una festa degli uomini? O avete mai sentito dire quanto ci sia ormai una mercificazione di questa giornata, un tentativo di sminuirla per via del business cosiddetto delle mimose?
oppure per l'abitudine di organizzare cene al ristorante tra amiche. Io ho sentito tutto questo e non solo una volta. E allora ai critici dell'8 marzo intanto rivolgo queste parole. La data dell'8 marzo è una data simbolica, è stata identificata dall'ONU per obbligare almeno una volta all'anno tutti i paesi a fare un bilancio sull'attuazione della parità di genere e per ribadire la necessità che donne e uomini abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Le ricorrenze, lo sappiamo, sono necessarie per scandire dei tempi, per creare delle occasioni di riflessione, di bilancio, di rendiconto, come, se ci pensate, le festività civili e religiose, addirittura come i compleanni. Quindi non c'è nulla di anomalo nel celebrare o anche festeggiare l'8 marzo, sia con la leggerezza di un fiore o di una cena, sia creando occasioni di riflessione e di approfondimento come questo di oggi. E allora, per questo motivo, come Ateneo e come CUG, abbiamo sentito il dovere di farlo, il dovere di parlare alle nostre studentesse, ai nostri studenti e a tutta la comunità che trova nell'Università di Udine un punto di riferimento. Riflettere e parlare per ricordare alle giovani generazioni che la diversità è un valore, la parità di genere è un dovere in un paese democratico e l'inclusione sociale, lavorativa, politica è un obiettivo che dobbiamo raggiungere per crescere come paese, come comunità e per dare fiducia e speranza alle giovani generazioni. Ieri e oggi i giornali sono stati e sono pieni di articoli sull'8 marzo e i titoli ricorrenti sono: le donne sono più forti a scuola e più deboli sul lavoro. Le donne pagano più di tutti il conto della crisi. In Italia si fanno sempre meno figli. Le chiusure, i lockdown aumentano le violenze domestiche. E allora non si dica che celebrare l'8 marzo non serve. Celebrare l'8 marzo serve anche proprio per quell'evento a cui faceva riferimento prima il magnifico rettore, Sanremo. Si polemizza ancora per la declinazione al femminile di mestieri e professioni tradizionalmente appannaggio degli uomini. È ovvio che si dice direttrice di orchestra, come si dice direttrice di dipartimento. È la grammatica. E in italiano il neutro non esiste, salvo voler negare le differenze a tal punto da violare la grammatica piegandola all'ideologia. Celebrare l'8 marzo allora serve per ricordare che se è vero che Kamala Harris è diventata vicepresidente degli Stati Uniti d'America, lei donna, lei nera, è anche vero che in Iran l'allenatrice della squadra femminile di sci non ha potuto accompagnare le sue atlete ai campionati di Cortina perché il marito non gli ha dato il permesso. In Arabia Saudita una donna ha scontato 1000 giorni di prigione subendo ogni tipo di tortura perché rivendicava il diritto delle donne di guidare l'automobile. E allora dobbiamo ricordare tutte e tutti, sempre, che i diritti si conquistano, ma i diritti si possono anche perdere. Che ci sono state donne che hanno scalato montagne di ostacoli, di pregiudizi, di stereotipi, anche codificati nelle leggi, per cercare di realizzare i loro sogni e dare spazio ai loro talenti. L'immagine che abbiamo scelto per la locandina di questo webinar è proprio quella di Amelia Earhart, la prima donna aviatrice nata nel 1897. E allora, ecco il messaggio che vogliamo lanciare. Abbiate il coraggio di essere le prime. Poi ci saranno tante altre dopo di voi. Guardate e puntate in alto, oltre il soffitto di cristallo. Tutto sembra impossibile finché qualcuno o qualcuna non lo fa. Vi ringrazio e restituisco la parola a Cristina Nicoli. Valeria, grazie. Dopo queste riflessioni veramente molto importanti. E allora,
prima di entrare nel vivo dell'evento mi volevo agganciare, volevo rubare anch'io 2 minuti per raccontarvi una storia che riguarda il mondo accademico e quindi mi sembrava carino raccontarvela perché siamo un'università. E allora volevo partire da questa storia che inizia nel secolo scorso. Inizia nel secolo scorso, una giovane ricercatrice molto brillante chiede di entrare a far parte di una società scientifica, un'importante società scientifica del suo paese. C'è un posto vacante, quindi lei fa domanda. Vi è un altro candidato, uno scienziato piuttosto anziano vicino alla pensione. Siccome era la prima volta che una donna chiedeva di entrare a far parte di una società scientifica, la comunità accademica comincia ad appassionarsi a questa cosa, e non solo, ma ormai diciamo questa cosa esce e finisce anche per arrivare ai giornali, quindi cominciano a crearsi proprio dei partiti, chi era pro, chi era contro, all'ingresso di questa giovane ricercatrice in questa società scientifica. Chi era contro sostanzialmente ne faceva, diciamo, le motivazioni erano che questa giovane donna aveva collaborato con illustri scienziati, quindi ritenevano fondamentalmente che lei non avesse sviluppato in quegli anni un'autonomia di pensiero idonea, in qualche modo a renderla idonea ad entrare in una società scientifica così prestigiosa. Altri ritenevano che fosse troppo giovane, quindi di fronte a un candidato ormai prossimo alla pensione dicevano, beh, insomma, tutto sommato potrebbe anche aspettare. Altri ancora ne facevano una questione di stile. Una donna che comunque si era presentata in questo modo diceva, beh, insomma, in fondo è forse un po' troppo ambiziosa, insomma, no? Diciamo, ritenevano che fosse un po' inelegante questa sua richiesta. Comunque, in buona sostanza, finalmente si arriva alla giornata delle votazioni, addirittura 2 votazioni per poter decidere chi doveva entrare nella società scientifica. In tutte e 2 le votazioni, per uno scarto di 2 punti, ebbe la prevalenza il candidato maschio, il quale chiaramente poi entrò in questa società scientifica. Bene, questo candidato si chiamava Edward Branly. L'avete mai sentito nominare? Era un fisico che aveva sviluppato dei sistemi di ricezione dei segnali radiotelegrafici. La candidata che non entrò nella società scientifica e mai entrò in quella società scientifica si chiamava Maria Sklodowska, sposata Curie. Al momento della richiesta aveva 43 anni, aveva conseguito qualche anno prima un Nobel che però aveva condiviso con il marito, poi era rimasta vedova, e da lì un anno alla richiesta di entrare in questa società scientifica che era l'Accademia delle Scienze di Francia, conseguì un secondo premio Nobel, questa volta non in fisica ma in chimica, quindi fu la prima donna, anzi l'unica donna ad avere 2 Nobel, per di più in 2 ambiti diversi. Ciò nonostante, neanche a fine carriera Maria Sklodowska Curie riuscì ad entrare nella società scientifica, nell'Accademia delle Scienze di Francia. Però ho voluto raccontare questa cosa perché tutto sommato quell'Accademia delle Scienze di Francia fu davvero uno spessissimo soffitto di cristallo, però questo non ha oggettivamente impedito a Maria Sklodowska di essere se stessa, di conquistare quello che voleva, ed è infatti, noto a tutti, una delle più brillanti menti scientifiche di tutti i tempi. Bene, vi ho portato via un sacco di tempo e adesso è arrivato il momento di passare dalle scienze alla musica, e ho un grandissimo piacere di introdurre la dottoressa Flavia Brunetto, che è direttrice del Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, ma è anche una apprezzatissima concertista. Flavia, a te la parola. La sua presentazione ha un titolo che è il seguente: Micat in vertice. Bentrovati a tutti. Micat in vertice è il motto della stagione concertistica dell'Accademia Chigiana di Siena, una delle grandissime eccellenze dell'Italia. C'è l'idea del brillare in questo motto. Apparentemente, ma solo apparentemente, la musica è donna. Cioè, sappiamo che le muse erano donne, che Santa Cecilia, i musicisti, era una donna. Richard Wagner, il grandissimo compositore, scriveva che la musica è sicuramente una donna.
Abbiamo una ricchissima iconografia, miniature medievali, pitture rinascimentali, il mondo fiammingo, però di musiciste, compositrici, concertiste, di musiciste militanti, diciamo. Quanti nomi conosciamo in realtà? Conosciamo i nomi di donne che sono state ispiratrici, compagne, amanti, interpreti, dedicatarie, a volte anche di opere importanti. Anche Beethoven dedicò opere molto importanti a delle donne. Ma se dovessimo chiedere a qualcuno, anche frequentatore assiduo delle sale da concerto, un elenco di donne compositrici, scopriremo che i loro nomi sono ben poco diffusi. E non solo, nei teatri e nelle locandine dei concerti è sottolineato, quando succede, come evento raro o di particolare interesse, la presenza di composizioni scritte da donne. La riprova è che se noi dicessimo nomi quali Ludwig, Johann Sebastian, Gioachino, la mente dei frequentatori dei concerti andrebbe immediatamente ai cognomi: Ludwig, Beethoven, Johann Sebastian, Bach. No? Se dicessimo invece Barbara, Germaine, Francesca, Nadia, nessuno saprebbe accostarvi il relativo cognome. Eppure erano bravissime, o sono tuttora bravissime alcune di queste che ho citato. Sappiamo invece molto delle donne che si sono rapportate da musiciste con degli uomini musicisti. Per esempio sappiamo tutto di Nannarella, che era la sorella di Mozart, un talento straordinario anche lei, che il padre educò esattamente come educò Amadeus, li faceva suonare insieme, anche lei componeva, suonava magnificamente, però a un certo punto perdiamo le sue tracce, si era sposata e quindi solamente Amadeus fu portato in tournée dal padre e solamente lui ebbe la possibilità di fare una grande carriera. Abbiamo Fanny Mendelssohn, la sorella di Felix Mendelssohn, che apparteneva a una famiglia molto colta, dove c'erano generazioni di filosofi, di matematici, e difatti anche lei, come il fratello, ebbe un'educazione straordinaria e assolutamente paritaria, per la verità. Di lei abbiamo delle composizioni che vengono eseguite ancora raramente nelle stagioni concertistiche, composizioni che dimostrano un notevole talento. Legatissima al fratello, anche dopo il suo matrimonio continuò a scrivere e a mandare al fratello le composizioni per averne un parere, per condividere con lui un'opinione. Abbiamo una lettera del fratello che le risponde: no? Cara Fanny, ho ricevuto le tue ultime musiche, sono bellissime, sono straordinarie, tu hai un grande talento, però ricordati che ormai sei una donna sposata, devi occuparti di altre cose. E poi abbiamo il caso di Clara Schumann, la più grande pianista dell'Ottocento, probabilmente anche la più grande pianista di tutti i tempi, con un repertorio straordinario, vastissimo. Ha tenuto concerti in tutta Europa e sappiamo che nell'Ottocento girare tutta l'Europa non era semplice, non c'erano aerei, non c'erano mezzi di comunicazione veloce, quindi una vita durissima, e abbiamo le testimonianze di questa sua grande e straordinaria bravura. Abbiamo anche notizie dettagliatissime sul suo matrimonio con Robert Schumann, matrimonio contrastatissimo dal padre, però lei una roccia, una donna fortissima anche in questo, lo sposò, lo sostenne, continuando a fare la concertista e continuando a fare anche la compositrice. Però
è in una raccolta di Schumann, del marito, che compaiono alcune sue opere. Per esempio, pare che i primi pezzi dell'opera 68 fossero stati composti da Clara, perché era molto più semplice pubblicarli in un contesto in cui c'erano composizioni del marito, piuttosto come edizione a parte. Quasi la stessa cosa, un caso emblematico è quello di Rebecca Clark, che è stata violista e compositrice inglese. Sappiamo, perché ce l'abbiamo, un programma di sala di un concerto aveva tutte composizioni sue, alcune avevano il suo nome, Rebecca Clark, per altre composizioni aveva usato uno pseudonimo con un nome maschile. Ebbene, abbiamo le recensioni di questo concerto e nelle recensioni vennero lodati e analizzati i pezzi che avevano lo pseudonimo con un nome maschile, mentre quelli che erano a nome Rebecca Clark furono solo citati di sfuggita. Quindi personalità fortissime sono state necessarie per fare una grande carriera. Abbiamo citato Clara Schumann, bisogna sicuramente citare Wanda Landowska, che addirittura anticipò la moderna figura del musicista musicologo. Erano tempi in cui quella che noi oggi chiamiamo esecuzione filologicamente informata non esisteva. Questo riguarda soprattutto la musica barocca. E lei si fece costruire un clavicembalo, in cui, diciamo, in quei tempi non era usuale farlo, perché imperava il pianoforte. Ma lei si rivolse a una delle più note case costruttrici di pianoforti, la francese Pleyel, e li convinse a costruire per lei un clavicembalo, per poter studiare una corretta prassi esecutiva per Bach. Ed è diventata poi punto di riferimento per tutti gli studi sulla prassi esecutiva bachiana. Anche studiare composizione era complicato. Abbiamo un carteggio tra il direttore del Conservatorio di Milano, Antonio Bazzini, e il direttore del Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, Giuseppe Martucci. Sia Bazzini che Martucci sono stati due grandi compositori, due grandi musicisti a cui la storia della musica italiana deve molto. Ed erano direttori di due tra i più importanti conservatori d'Europa, non solo d'Italia, d'Europa davvero. E in questo carteggio loro si interrogavano se era giusto ammettere una giovane fanciulla, bravissima naturalmente, alla classe di composizione. Il problema, dopo che lei aveva fatto un magnifico esame di ammissione, era se fosse il caso di ammetterla come studentessa effettiva all'interno del conservatorio. Poi ovviamente ci sono le cantanti, loro in realtà ci sono sempre state, nei tempi antichi, nei saloni dell'aristocrazia e nei salotti della buona borghesia. Con il trionfo del melodramma sono diventate prime donne, dive idolatrate, ma anche lì in perenne antagonismo con i cantanti maschi, i tenori ovviamente. Ed è proprio una cantante che negli anni 80 dell'Ottocento, esattamente nel 1876, ottiene la prima cattedra in conservatorio. Resta comunque significativa la frase di Nadia Boulanger, scomparsa nel 1979, quindi non secoli fa. È stata forse la più grande docente di composizione di tutti i tempi. Lei divenne famosa per una frase: beh, adesso dimentichiamoci che sono una donna e parliamo di musica. Poi ci sono i grandi teatri. Allora, i sovrintendenti e i direttori artistici sono generalmente uomini.
e hanno casomai assistenti donne. Certamente hanno uno stuolo di segretarie donne. Questo in tutto il mondo. Ci sono state grandi e blasonate orchestre che non ammettevano le donne. I Wiener Philharmoniker fino al 1997 non avevano nessuna donna nei loro ruoli e solamente dopo ferocissime lotte e rivendicazioni è stata ammessa la prima donna. Le motivazioni erano numerosissime, alcune assolutamente banali, come avrebbe potuto una donna sopportare le lunghe tournée internazionali oppure transoceaniche, oppure i Wiener Philharmoniker sono noti in tutto il mondo per la bellezza e compattezza del loro suono, che viene ovviamente creato con anni o ore di lavoro comune. La possibilità che una donna, rimanendo incinta, rimanesse assente per mesi, forse anche per un anno o due, rendeva questo impossibile. Naturalmente la prima donna ammessa è stata un'arpista, perché l'arpa sembrava meno grave, perché è tipicamente considerata uno strumento femminile, c'è qualcosa di angelico anche nell'iconografia. Mediamente adesso nelle orchestre c'è una netta prevalenza maschile, però a grandi passi sono sempre più numerose le giovani donne che entrano a far parte delle orchestre sinfoniche, suonando adesso anche strumenti ritenuti un tempo non femminili, quali per esempio il corno oppure il contrabbasso. E alla fine è caduto l'ultimo grande tabù, la direzione d'orchestra. Le donne di talento oggi dirigono le grandi orchestre sinfoniche. La strada è tracciata e indietro non si torna. E per quanto riguarda la direzione dei conservatori, direi che è difficile, impegnativa, ma ne vale la pena. Qui a Udine abbiamo dovuto aspettare 200 anni prima di avere una donna alla direzione. Sono stata la prima, ma sono sicura che dopo di me ce ne saranno molte altre. Della condivisione e dell'innovazione ho fatto la mia bandiera. Ho una squadra coesa e fortissima, con le donne naturalmente in squadra. Ho 2 vice direttori e c'è naturalmente una donna e credo fermamente che la strada della parità passi anche attraverso la cultura e la musica e certamente passa anche per la direzione dei conservatori. Abbiamo a Udine dei trienni e dei bienni con studentesse bravissime e di talento e concluderei sperando per ognuna di loro di poter dire micat in vertice. Grazie Flavia, grazie per questa tua riflessione storica, quindi musica, parola al femminile che però si declina sostanzialmente al maschile almeno fino a oggi, però almeno nel Conservatorio Tovadini di Udine, almeno finalmente, però abbiamo rotto un tabù. Grazie Flavia. E adesso io con molto piacere invito la collega Linda Borean, che è ordinaria di Storia dell'Arte Moderna e componente anche del nucleo di valutazione. Ci tengo a identificare anche, al di là di quelle che sono, diciamo, le connotazioni accademiche, anche dei ruoli che vanno al di là, diciamo, della disciplina in cui le colleghe sono coinvolte. E Linda ci parlerà di Donne al vertice in un museo, Mission Impossible.
Grazie Maria Cristina e ringrazio la collega Valeria Filì per avermi coinvolto appunto in questo pomeriggio. E il tema che ho proposto è un tema che, come dire, proviene un po' dai miei studi, ma anche dal mio ruolo di componente del Comitato Scientifico delle Gallerie dell'Accademia di Venezia, che è uno dei 20 musei nazionali che dopo la riforma Franceschini del 2014 ha avuto autonomia, e vedremo che proprio la riforma Franceschini ha segnato in qualche misura un momento chiave nella distribuzione paritaria dei ruoli apicali dei musei, appunto nei musei nazionali italiani. Io voglio condividere con voi stasera alcune riflessioni che toccano Italia, Europa, Stati Uniti, quindi così una specie di collage, di mosaico, non perché l'erba del vicino sia più verde, anzi vedremo che semmai come dire, ha dei toni più secchi, e così quindi per provare a condividere qualche riflessione. E parto da una dichiarazione formulata nel 2012 da Paola Antonelli, quando venne all'epoca nominata direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo del Museum of Modern Art di New York. La intervistarono, lei ha studiato in Italia, poi negli Stati Uniti, e le chiesero qual era la chiave del suo successo. Come fa un'italiana a conseguire una posizione, a fare carriera così nel mondo dei musei? L'Antonelli rispose lapidaria: basta espatriare. Ora, ne siamo così sicuri? Perché l'Associazione Americana dei Direttori di Museo, che è molto attenta chiaramente a questo tema, nei suoi report annuali ha fatto emergere invece una situazione che, al di là del glamour di qualche flash, no, come dire così, occasionale, in realtà ci può lasciare anche di stucco. Perché? Perché in realtà, per esempio, negli Stati Uniti le donne ai vertici dei musei più importanti, non dei musei universitari o dei musei più piccoli, sono molto poche. E al di là di quello che è il gender pay gap, quindi la differenza di salario, perché negli Stati Uniti si parla di dollaro rosa e dollaro azzurro, no? Una definizione che trovo, come dire così, perfettamente calzante. In realtà, come dire, a dirigere le istituzioni museali americane più importanti per budget o per storia, fino a qualche anno fa era quello che è stato definito il Boys Club. Aggiungo White Boys Club, perché qui dobbiamo anche ovviamente tenere a mente questa ulteriore componente. E nel 2019, il 31 marzo del 2019, il sito del National Museum of the Women in the Arts di Washington DC dichiarava a piena pagina mark the date, quindi ricordati la data, ricordati l'anno, perché nel 19 una serie di nomine nei musei federali americani ha, diciamo così, creato proprio un'ondata da cui non si tornerà più indietro, perché vennero nominate appunto al vertice di alcune istituzioni. Ne ricordo una tra tutte, la National Gallery di Washington, che è appunto il museo d'arte federale più importante degli Stati Uniti. Venne nominato il quinto direttore dell'istituzione, e per la prima volta una donna, Kaywin Feldman, già presidente però dell'Associazione Direttori di Musei Americani, quindi già con un, diciamo così, con un passato istituzionale. E di conseguenza negli Stati Uniti, diciamo, si sta piano piano sviluppando questa come dire, questa ondata, ma è cosa recente. Ecco, quello che mi piace sottolineare è un processo di fatto sostanzialmente che risale, come dire, agli ultimi 10 anni, 15 anni, anche se ovviamente non sono mancate delle donne alla guida di musei nel corso del Novecento, ci mancherebbe. Ricordo Illa Rebè, che ha fondato il Solomon Guggenheim Museum negli anni 30, per esempio, o Anne Poulet, che ha diretto la Frick Collection come prima donna alla guida di questo importante museo.
Tornando in Italia e in Europa, allora in Europa se uno dà un'occhiata, per esempio il Louvre non ha mai avuto un direttore donna, ma neanche il British Museum, neanche il Prado, cioè sono davvero, si contano sulle dita di una mano. Qual è invece la situazione in Italia? Ecco, l'Italia che spesso viene accusata, diciamo, di essere ritardataria, misogina, usiamo un po' tutti questi aggettivi. In realtà è, da questo punto di vista qui, un paese che ha dato dei risultati che si possono definire anche piuttosto straordinari, piuttosto importanti, e di cui credo dovremmo anche essere, se posso permettermi, orgogliosi. Perché? Perché, diciamo così, nel corso già dai primi del Novecento, adesso menzionerò un paio di casi, l'Italia ha visto alla guida di istituzioni museali molto importanti delle figure femminili che, vuoi per tenacia, vuoi per personalità in un mondo tutto maschile, hanno saputo segnare, aprire una strada che non si sarebbe più chiusa e che si è poi ampliata nel corso dei decenni successivi. E ne cito due, appunto. Una è Bruna Tamaro Forlati, che è stata nominata nel 1936, quindi anche qui facciamo i conti con un momento storico piuttosto particolare. È stata nominata, dicevo, direttrice del Museo Archeologico di Venezia, ed è un personaggio che mi piace ricordare perché è legato anche al Friuli Venezia Giulia. Lei ha lavorato molto ad Aquileia, tanto che poi nel 1986 il sindaco di Aquileia le ha conferito la medaglia d'oro con il sigillo della città, proprio per il suo lavoro di ricomposizione del foro, quindi, ed è stata anche una donna che ha contribuito alla fondazione del Ministero dei Beni Culturali. Quindi, e siamo, ripeto, in anni. L'altra figura che mi piace ricordare è Palma Bucarelli. Palma Bucarelli è stata un'icona, diciamo così, non solo della storia dell'arte, ma della storia delle istituzioni museali, perché ha guidato la Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma dal 1942 al 1975. Se si prendono alcune sue biografie, e ne ricordo una che è molto famosa, intitolata Regina di Quadri, perché Palma Bucarelli ha saputo davvero portare l'arte astratta, informale in Italia, anche a costo, e questo lo voglio dire, di una serie di interrogazioni parlamentari. Io non credo che oggi un direttore di museo per un direttore di museo si chieda un'interrogazione parlamentare su come utilizza il denaro pubblico. La Bucarelli invece fu sottoposta a varie inchieste, ne ricordo una, quella del 59, quando lei organizzò la mostra su burri, venne denominata Regina dei Sacchi e venne chiamata in Parlamento proprio con un'accusa, diciamo con un'interrogazione per rispondere di scempio di denaro pubblico, quindi un'accusa anche, diciamo così, piuttosto pesante. Ecco, io non sono un giurista, non sono un esperto appunto di leggi, ma ecco, e quello che mi piace ricordare poi di Palma Bucarelli, al di là di questa personalità molto forte in un mondo tutto maschile, questo è evidente, e lo dico perché siamo questo è un webinar all'insegna dell'inclusività. Lei, come un'altra direttrice dell'epoca, Fernanda Wittgens, che fu una grande direttrice della Pinacoteca di Brera a Milano e che salvò parte del patrimonio di Brera bombardata, entrambe posero molta attenzione ad un concetto a noi caro, quello dell'inclusività. Pensarono al museo come luogo aperto per il pubblico, ma anche il pubblico dei disabili, dei bambini, dei pensionati, e questo negli anni 50 non era in qualche modo una direttiva, un orientamento scontato. Qual è la situazione odierna in Italia, venendo ai tempi più recenti? Come vi dicevo, ad oggi il ruolo delle donne all'apice dei musei, o meglio la presenza anche in termini percentuali,
è molto aumentata, sia a livello pubblico sia a livello privato. E qui ricordo appunto anche una collega udinese, Marina Pugliese, cioè Marina Pugliese è stata direttrice del Museo del Novecento a Milano e ha conseguito il dottorato di ricerca qui a Udine nel 2015. Quindi, come dire, una figura che si è fatta strada anche lì in un mondo un po' particolare. E come anticipavo all'inizio, la riforma dei musei franceschini del 2014 ha segnato, diciamo così, un punto piuttosto importante in questa nuova direzione, perché all'epoca dei 20 direttori di musei nazionali, come sapete la riforma Franceschini ha dato la possibilità di dare ad alcuni musei statali un ruolo autonomo con CDA, comitato scientifico, bilancio, statuto, e quindi di renderli, come dire, normativamente parlando, in regola con lo statuto dell'ICOM, l'International Council of Museum. Ebbene, quei 20 musei, con la nuova autonomia, vennero dotati di un direttore che doveva vincere un concorso, perché poi come si diventa direttori di museo, no? Negli Stati Uniti si viene appointed dopo una serie di colloqui. In Italia, chiaramente nell'ambito pubblico, ci sono dei bandi e bisogna vincerli, questa è chiaramente la trafila. Ebbene, di quei 20 direttori, 10 furono donne, 10 uomini, tra cui anche degli stranieri. E questo ha portato, diciamo così, ad un davvero decisivo allargamento della presenza femminile. Ricordo, come dire, qualche nome: Eva degli Innocenti, la più giovane, 39 anni, al Museo Archeologico Nazionale di Bari, di Taranto, scusate, Francesca Cappelletti alla Galleria Borghese. Potrei fare veramente una lunga lista. Avevo anche preparato una slide che avevo fatto vedere in anteprima a Valeria, così con questo mosaico di immagini femminili, ma magari la lasciamo stare. Quello che mi preme sottolineare è che comunque negli ultimi 5 anni la presenza femminile, per esempio anche nel Ministero dei Beni Culturali, è aumentata del 60%. Sia nei ruoli bassi, ma soprattutto nei ruoli alti, anche nella direzione, diciamo, dei vari uffici, quindi non solo nella direzione dei musei. Mi avvio verso la conclusione, perché io sto guardando l'orologio e Valeria ci aveva appunto, mi raccomando, i 15 minuti. Vorrei chiudere con appunto un paio di riflessioni sul concetto di quote rosa nei musei e come queste donne direttrici vivono o recepiscono il concetto di quote rosa. E lo dico perché di recente Cristiana Collu, che è attuale direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, ha introdotto, diciamo così, il criterio di quote rosa per l'esposizione degli artisti, cioè in ogni mostra un 30% deve essere riservato alle artiste donna. Questa presa di posizione ha scatenato un putiferio, perché la domanda è: ma ce n'era bisogno? C'è ancora bisogno della quota rosa? Questo è un po' il punto nodale. E se leggiamo appunto le risposte di alcune direttrici di questi grandi musei italiani che sono state intervistate in proposito, la maggior parte di loro risponde che le quote rosa erano necessarie forse in passato, oggi meno. Quello che conta è il talento, quello che conta è il merito, d'accordo, però ci vuole anche l'opportunità. Barbara Iatta, che dal 2017 dirige i Musei Vaticani, è la prima donna ad aver assunto questo ruolo ed è stata nominata direttamente da Papa Francesco. Quindi, come dire, anche questo è un segno, diciamo così, di un tempo, di una società che si sta dando altre possibilità, altre opportunità. Poi ci sarà nuovamente un direttore maschio probabilmente, cioè non è che
no? E per Barbara Iatta, ecco, per esempio, la quota rosa è, come dire, un concetto ormai superato, no? E quindi anche questo, come dire, è un dibattito che si sta svolgendo all'interno dei musei, sia negli staff, ma anche appunto nei ruoli apicali. E chiudo davvero come dire, citando un romanzo che io ho letto più volte di Siri Hustvedt, Il mondo sfolgorante. Lei è una scrittrice americana che in questo libro racconta la storia di Harriet Burden, una donna artista che è moglie di un gallerista molto famoso, molto importante, e che si sente vittima di un pregiudizio di misoginia, di razzismo culturale e appunto di genere, no? Che la vorrebbe relegata ad un ruolo subalterno. E allora che cosa fa? Non presenta in pubblico le sue opere, ma si nasconde dietro 3 artisti uomini, dietro 3 giovani artisti uomini, e fa spacciare le sue opere come opere di questi giovani di talento, che riscuotono un successo enorme. La storia di questo mascheramento viene ricostruita nel romanzo dopo la morte dell'artista, come dire così, aprendo poi chiaramente altre riflessioni e altre idee. Nulla, io mi fermo qui perché spero di non aver superato il tempo a disposizione e vi ringrazio ancora. Grazie Linda, grazie per questo tuo intervento. Insomma, l'arte è una parola ancora una volta al femminile, come la musica, no? Sì. Però insomma ci hai fatto capire che non sempre viene declinata al maschile, il che mi sembra qualcosa assolutamente di incoraggiante. Esatto. Bene, allora dall'arte passiamo adesso in un'atmosfera monastica, andiamo nell'Inghilterra anglosassone e parliamo di Hilda, badessa di Whitby, Sapienza, Pietas and Girl Power. E chi ci parla di questa Hilda, di questa badessa, è la professoressa Claudia Di Sciacca, ordinaria di filologia germanica, nonché componente della commissione ricerca dell'Università di Udine. A te, Claudia. Grazie molto alla Chair Lady, all'organizzatrice, cordiali saluti a tutti gli intervenuti e buon 8 marzo. Allora, credo una premessa doverosa quando si parla di Hilda, come di tante donne forse della storia, è che noi la conosciamo attraverso in realtà una fonte terza, e questa fonte è una fonte maschile. Hilda appunto vive nel VII secolo in Northumbria, e nella toponomastica dell'Inghilterra medievale Northumbria indica un po' tutta l'Inghilterra del nord, quindi ecco una terra effettivamente lontana da noi, quindi nel tempo e nello spazio. Però Hilda è una donna di cultura raffinata, al centro di un network, di una rete di relazioni molto fitta, molto anche significativa. Hilda è una donna di vertice che ha tante connessioni appunto con i vertici, quindi per esempio sarebbe stato molto interessante leggere il suo epistolario. Però ecco, nessuno dei testi che presumibilmente Hilda, molto probabilmente Hilda ha composto c'è giunto, e questo è un po' un paradosso, se volete uno scherzo della storia. Però d'altra parte siamo stati, credo, fortunati, possiamo dire così, perché a parlarci di Hilda è una delle fonti in assoluto più autorevoli dell'Alto Medioevo. È un personaggio che non a caso è passata alla storia come il Venerabile, Beda, che a Hilda dedica una biografia / geografia piuttosto estesa all'interno della sua opera storica, la Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, quindi che è l'opera, diciamo, fondante della nazione inglese, e quindi è significativo, ripeto, che di Hilda si parli intanto in questo testo identitario fondante,
nonché capolavoro storiografico dell'Alto Medioevo, e che ce ne parli appunto una fonte così autorevole, così prestigiosa, anche così severa come Beda, che diciamo non era facile ai complimenti, quindi che ce ne parli in termini così lusinghieri per noi diciamo è incoraggiante in qualche modo. È un sintomo immediato della eccezionalità di Hilda. Beda lo dà da subito, perché iscrive la sua esperienza, la sua vita, la sua esperienza terrena tra due visioni. E una che occorre appunto all'inizio della vita, l'altra alla sua conclusione. E il filo rouge, appunto l'elemento comune a queste due visioni è la luce, una luce straordinaria, sovrannaturale, di cui Hilda diventa simbolo in qualche modo. E ovviamente Beda è un autore cristiano, la sua è una storia ecclesiastica, appunto, lui scrive una storia della Chiesa anglosassone. E quindi questa luce ovviamente va letta in termini spirituali in primis, però può essere alla luce appunto dell'esperienza di Hilda, della vita di Hilda, possiamo anche leggerla in termini laici, come una luce, la luce della cultura, della conoscenza che Hilda diffuse e contribuì appunto a diffondere appunto nella sua esperienza appunto di badessa. Hilda è una donna di vertice, sicuramente appartiene all'elite, non sappiamo molto dei suoi genitori, ma quello che sappiamo è che entrambi appartenevano ai rami cadetti di due dinastie reali, di due famiglie reali dell'Inghilterra anglosassone. E cresce alla corte più prestigiosa del tempo, alla corte di Re Edwin, re della Northumbria. Qui Hilda era collegata per via paterna, perché Edwin era il prozio paterno di Hilda, ed Edwin era anche lo zio materno, questo piccolo dettaglio locale, lo zio materno del Santo Osvaldo di Sauris. Perché il Santo Osvaldo di Sauris è un personaggio storico in primis, è un Oswald, re di Northumbria dal 633 al 642. Quindi Friuli è moderno e Northumbria del VII secolo non sono poi così distanti. E Hilda è una giovanissima teenager quando partecipa a un evento spartiacque, diciamo, dell'epoca, cioè la domenica di Pasqua del 627 Edwin e la sua corte, tra cui Hilda stessa, ricevono il battesimo da un missionario paolino inviato direttamente da Roma da Gregorio Magno, dal grande pontefice, noto tra le altre cose per essere proprio l'apostolo degli anglosassoni. È un evento fondamentale perché fino ad allora la missione gregoriana era stata limitata al sud dell'Inghilterra e stentava ad affermarsi al nord. Quindi è un evento, diciamo, molto carico di aspettative in qualche modo. Però le cose non andarono esattamente per il meglio, nel senso che pochi anni dopo poi Re Edwin muore in campo di battaglia, ucciso da nemici ancora pagani, una popolazione confinante ancora pagana, e a quel punto la sua morte innesca una fase molto convulsa nella storia della Northumbria. Beda parla dell'anno che segue la morte di Edwin come un annus infaustus, in cui la Northumbria diventa terreno di conquista di varie, diciamo, truppe di invasori gallesi. La vedova di Edwin e Paolino riparano al sud, si danno la fuga, e la fragile cristianizzazione della Northumbria in qualche modo è minacciata da diffusi fenomeni di apostasia. Sarà, tra parentesi, poi Oswald un po' a rimettere, diciamo, in sesto le cose, e sicuramente a riavviare il processo di cristianizzazione. In tutto questo perdiamo un po' le tracce di Hilda per un po', ma anche lei poi a un certo punto la ritroviamo al sud. Anche lei ha preso la via del sud, la ritroviamo in East Anglia. Ancora oggi l'East Anglia è la regione del sud-est dell'Inghilterra, la regione di Cambridge per intenderci, dove Hilda aveva dei legami familiari. La madre apparteneva a un ramo cadetto della dinastia reale dell'East Anglia, e la sorella di Hilda aveva sposato il fratello del re dell'East Anglia. Poi era rimasta vedova questa sorella, e allora aveva preso i voti e come tante, diciamo, nobildonne anglosassoni dell'epoca, aveva deciso però di ritirarsi in un monastero in Francia. Questo perché ancora la giovane chiesa anglosassone non era dotata di istituzioni monastiche specificamente femminili.
Hilda quindi ripara in Islandia e matura il proposito di seguire le orme della sorella, quindi prendere anche lei i voti, ma prenderli in Francia. E questo avviene quando ha 33 anni, ci dice Beda, siamo quindi nel 647 circa, anche se forse l'età 33 è un'età un po' simbolica, no? Quindi Hilda è in procinto di partire, ma letteralmente viene fermata, diciamo, mentre è in procinto di attraversare la Manica, per un invito che le proviene da una personalità, diciamo, da una personalità anche lì prestigiosissima, che fa questo grande atto di stima nei confronti di Hilda. Si tratta di Aidan, il vescovo di Lindisfarne, che dopo appunto la morte di Edwin, eccetera, rimane l'unica ormai roccaforte del cristianesimo in Northumbria. E tra l'altro Aidan fu anche amico personale appunto di Oswald, e Oswald che fa insediare appunto Aidan a Lindisfarne. I due collaborano strettamente nell'opera appunto di cristianizzazione / ricristianizzazione della Northumbria. Qui Hilda accetta e torna quindi in Northumbria, ma vorrei sottolineare che la sua però non sia stata una scelta facile, perché l'invito di Aidan era in realtà una sfida, perché siamo in anni che sono stati definiti un po' il nadir della storia della Chiesa inglese, anni in cui appunto la Chiesa inglese era ancora priva fondamentalmente di un'organizzazione diocesana, poche cattedre vescovili erano occupate e quei pochi vescovi che c'erano erano in realtà di importazione, per così dire, cioè provenivano dalla Gallia, dall'Italia, dall'Irlanda. E se a ciò aggiungiamo anche le conseguenze nefaste di una epidemia di peste che scoppiò nell'estate del 664, possiamo capire che la scelta di Hilda non è una scelta esattamente di vita contemplativa, come potremmo pensare oggi, no? Quando si pensa appunto al ritirarsi in un monastero, eccetera. Hilda appunto raccoglie una sfida e sceglie un monachesimo di frontiera, un monachesimo militante. Quindi ritorna in Northumbria, prende i voti appunto sotto l'egida appunto di Aidan, ha le prime esperienze di direzione di piccole comunità femminili, e poi nel 657, quando dovrebbe avere circa 43 anni, fonda Whitby, e la fonda grazie a una donazione del nuovo re di Northumbria, Oswiu, fratello minore del più famoso Oswald. Quindi Whitby emerge come una delle principali fondazioni monastiche in Northumbria, intanto per due ragioni: perché è un royal monastery, cioè ha rapporti strettissimi con la dinastia regnante, e poi perché è un monastero doppio, cioè un monastero che accoglie al suo interno, però in case distinte, sia uomini che donne, cioè monaci e monache. E questo credo che sia un dato interessante per noi, perché Hilda diventa quindi leader di una comunità appunto mista, quindi sostanzialmente lei dirige anche degli uomini, non soltanto delle donne, delle monache. Anche se questo oggi può sembrare, non so, un po' oltraggioso, può far sollevare più di un sopracciglio o suscitare qualche sorriso malizioso, ma ecco, i monasteri doppi non erano una rarità nel primo periodo anglosassone, era una tipologia di istituzioni abbastanza frequente, e il fatto di essere un monastero doppio non implicava in alcun modo una rilassatezza dei costumi o deroghe ai voti monastici. Sicuramente non a Whitby, dove Hilda diciamo, implementò la regola con grande severità, con grande rigore. Questo è uno dei meriti principali che Beda le riconosce, ecco, l'attenzione all'implementazione della regola, che non va intesa, diciamo, in un senso, diciamo, di scarsa empatia in qualche modo nei confronti della comunità, ma come una necessità all'interno di una chiesa così giovane, che ancora si stava dando delle regole, si stava dotando di un'organizzazione. E dopo l'implementazione della regola possiamo dire, ecco, in ordine di priorità, che poi la principale mission, se perdonate l'anglicismo, di Hilda è la formazione. Lei, donna di cultura, formatasi alla scuola prima di Paolino e poi di Aidan, diventa una grande docente. E alla sua scuola, la scuola di Whitby, si formano ben 6 nuovi vescovi, 6 ecclesiastici destinati a diventare vescovi di cui la Chiesa anglosassone in quel momento ha un disperato bisogno.
Quindi Hilda dà un contributo fondamentale alla formazione dell'intelligenza, dei vertici della giovane Chiesa anglosassone. Però ecco, non guarda soltanto ai vertici, non guarda soltanto, diciamo, all'alto, ma guarda la sua anche una prospettiva verso il basso, cioè Hilda si preoccupò anche della formazione della catechesi delle masse illetterate, anche con strumenti e figure magari non necessariamente istituzionali o non canoniche, ecco, insomma. Infatti uno dei meriti di Hilda fu quello di avere, come dire, riconosciuto e incoraggiato il talento del primo poeta inglese di cui ci si è giunto notizia. Si può dire che la poesia inglese nasce a Whitby con Hilda, perché è appunto durante la sua direzione abbaziale che un personaggio assolutamente oscuro, cioè un umile e illetterato pastore che lavorava nei terreni del monastero, secondo la testimonianza di Beda, ebbe una visione e in seguito a questa visione acquisì, come dire, il dono della versificazione, quindi cominciò a poetare spontaneamente, in volgare, perché certamente era un illetterato, quindi non poteva, diciamo, non conosceva il latino, quindi inizia a poetare in volgare su temi biblici. Appresa la notizia, Hilda lo cerca, vuole incontrarlo, inizia in qualche modo una collaborazione tra i due, un tutoraggio anche da parte di Hilda che appunto lo incoraggia, lo accoglie anche nella comunità dei monaci consacrati, e lì Cedmon effettivamente trascorrerà poi il resto della sua vita. E infatti Hilda, non a caso, è uno dei tanti santi patroni della cultura, della formazione, della poesia, e sono numerose le istituzioni, colleges, le scuole nei paesi di lingua inglese intitolati a Santa Hilda. Cito giusto uno dei più prestigiosi, cioè il St. Hilda's College di Oxford, che nasce come college esclusivamente femminile alla fine dell'Ottocento, ma che nel 2008 diventa misto, coeducational, diciamo. Quindi Hilda, ecco, da docente molto energica e dedita alla causa, quindi forma i vertici, ma guarda anche a un poeta appunto illetterato. Quindi è una dimensione, possiamo dire, trasversale, e questa dimensione trasversale si coglie comunque un po' in ogni aspetto della sua leadership, no? Beda, per esempio, ci dice che i re e i principi cercavano il consiglio di Hilda, la consultavano quando avevano delle difficoltà, delle preoccupazioni, eccetera. Però sempre lo stesso Beda ci dice che Hilda è stata madre dell'intera comunità, usa proprio questo termine, quindi vorrei concludere citandolo testualmente nella traduzione di Paolo Chiesa. Beda scrive: Hilda era chiamata madre da tutti quelli che la conoscevano, per la sua splendida pietà e grazia, fu esempio di vita, fornì opportunità di salvezza e di correzione anche a molti che abitavano a distanza, ai quali giunse splendida fama della sua operosa virtù. Ecco, credo che al di là così dei toni ovviamente agiografici, Beda, queste parole appunto di Beda contribuiscano, come dire, a illuminare appunto questa figura, e credo che la chiave siano proprio le due parole finali: operosa virtù, virtù intesa in senso spirituale ma anche laico, e soprattutto operosa, no? Cioè una virtù che si fa appunto fattiva dedizione alla comunità, alle diverse esigenze delle diverse componenti della comunità. Quindi, se vogliamo definirla una donna di potere, sulla scia come una sorta di Spice Girl ante litteram, è però un potere construens, più che un potere destruens incarnato spesso invece dai suoi contemporanei uomini. Forse ho ecceduto nei tempi, mi scuso. Grazie. Grazie Claudia, no, non hai ecceduto nei tempi, abbiamo ascoltato con molto piacere questo profilo di questa donna, direi autorevole, quindi nel senso proprio della parola stessa. Bene, adesso passiamo a donne e istituzioni politiche. Ce ne parla il collega Dimitri Girotto, che è professore di diritto costituzionale e anche componente della commissione ricerca, sempre commissione ricerca di Ateneo. Prego Dimitri.
Grazie Maria Cristina, buonasera, un saluto a tutti, un saluto particolare a Valeria che si è fatta promotrice di questa interessante iniziativa. Prima Maria Cristina Nicoli ha ricordato Madame Curie e allora mi è venuto in mente quell'aneddoto, si dice che un giornalista le abbia chiesto che cosa si provava ad essere sposati con un genio e pare che lei abbia risposto: io non lo so, provate a chiedere a mio marito. Vera o non vera, è comunque ben raccontata. Allora, io parto da un episodio che si è verificato nel mese di luglio di quest'anno. Con una decisione un po' particolare, il governo ha esercitato il cosiddetto potere sostitutivo nei confronti di una regione. C'è un articolo della Costituzione, lo spiego ai non giuristi, che consente in determinati casi tutela dell'unità giuridica della Repubblica, tutela dei diritti fondamentali, rischio di inadempimento a impegni derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione Europea. E in questi casi appunto il governo, quando nota che una o più regioni, ma non solo regioni, potrebbe trattarsi anche di enti locali, si rendono inadempienti o ritardatarie, potrebbe sostituirsi a loro. Perché ne parlo? Si potrebbe dire, siamo in momenti di emergenza e quindi il governo sarà certamente intervenuto per richiamare all'ordine una regione che non si allineava, che ne so, con l'organizzazione sanitaria. Non è andata così. Allora si potrebbe pensare che il governo sia intervenuto a tutela dell'unità economica, magari per rimettere in riga questa regione i cui bilanci non erano allineati. Neppure questo. Potremmo pensare ad un intervento per la realizzazione di un'importante opera pubblica. Neanche questo è stato il caso. Il governo è intervenuto a titolo di promozione dell'uguaglianza di genere ai fini delle imminenti elezioni regionali. Ed è tra l'altro la prima volta che il governo interviene su una legge regionale. Ora, non è una cosa da poco, e non è da poco perché all'interno di una regione, ma di un qualunque ente, la potestà legislativa, cioè il diritto di darsi proprie regole, è la massima manifestazione di autonomia. Quindi il governo è intervenuto su quella che rappresenta o che dovrebbe rappresentare la massima espressione di autonomia di un ente territoriale. E lo ha fatto a tutela delle quote di genere. Cos'era accaduto? La legge elettorale per la regione Puglia è del 2005, era ben anteriore ad un intervento del legislatore del 2016 che ha introdotto un principio generale in materia elettorale che le regioni dovrebbero osservare. Il principio è questo: se si introducono nella rispettiva legislazione regionale elettorale le preferenze, allora vi deve essere la cosiddetta preferenza di genere. Tradotto, la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 2 preferenze purché a soggetti di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Ecco, questa mi sembra ad oggi, ma il percorso non è finito, anzi è lungi dall'essere finito, l'evoluzione più recente di un percorso che è iniziato circa 30 anni fa. Ed è iniziato innanzitutto da zero, nel senso che nell'ordinamento giuridico non c'era alcuna disposizione che tutelasse la parità di genere nel momento elettorale. Ed era iniziato in corrispondenza della famosa legge per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, quella grazie alla quale per la prima volta abbiamo cominciato ad eleggere direttamente alcuni dei nostri rappresentanti di vertice. Bene, in quel momento era stata introdotta una previsione secondo la quale nelle liste di candidati vi doveva essere quantomeno una ripartizione 2/3, 1/3 tra i 2 sessi. Quindi i candidati non potevano essere, non avrebbero potuto essere tutti uomini, non avrebbero potuto essere tutte donne. Bene, e contro questa previsione, che non era particolarmente vincolante, vi era stata una reazione direi ai massimi livelli delle attività giurisdizionali, perché il Consiglio di Stato, che è il giudice amministrativo di vertice, quello a cui si fa appello contro le sentenze dei TAR, dei tribunali amministrativi regionali, si era rivolto alla Corte Costituzionale
e la Corte Costituzionale diede pienamente ragione al Consiglio di Stato ritenendo che questa misura fosse contro la Costituzione. Quindi il punto di partenza era quello, cioè una pronuncia della Corte Costituzionale fortunatamente per i sostenitori delle quote della parità di genere anche sbagliata concettualmente, perché la Corte Costituzionale disse in buona sostanza: tu puoi promuovere la parità di genere, ma non puoi per legge assicurare il risultato, dimenticando però che in sede elettorale il risultato non è essere candidati, semmai è essere eletti. Quindi il risultato sarebbe stato determinato se e solo se il legislatore avesse previsto che necessariamente almeno un terzo degli eletti doveva essere donne o uomini, ma viceversa la previsione era solo volta a rafforzare la partecipazione all'elezione, libero essendo l'elettore di esprimere poi la propria preferenza. Quindi il punto di partenza era questo, ed era un orientamento talmente negativo che in quella pronuncia la Corte non si limitò ad occuparsi della legge sull'elezione del sindaco, che era l'unica che le era stata sottoposta al controllo, ma avvalendosi di un potere che utilizza per vero molto poco, dichiarò l'illegittimità costituzionale anche delle altre leggi che all'epoca riportavano lo stesso principio, tra cui per esempio una legge elettorale della nostra regione. Quindi da lì si era partiti e da lì molta strada è stata percorsa. È stata percorsa sia a livello legislativo, e molto hanno fatto le regioni, e sia soprattutto a livello di Costituzione, cioè della fonte suprema del nostro ordinamento. Nel 2003 la Regione Valle d'Aosta approva una legge, diciamo, più morbida, più neutra, limitandosi a prescrivere che le liste per le elezioni regionali all'epoca non dovessero essere composte integralmente da esponenti del sesso maschile o integralmente da esponenti del sesso femminile. E in questo caso, fortunatamente, la Corte Costituzionale si mostrò di avviso abbastanza diverso, cioè ritenne, ragionando diciamo correttamente, che si trattasse di una misura meramente promozionale, che avrebbe dato forse qualche stimolo alla candidatura di esponenti di entrambi i sessi, e avrebbe con ciò arricchito la partecipazione senza vincolare l'elettore. Nel frattempo però le cose stavano cambiando a livello di fonte suprema del nostro ordinamento. Perché? Perché già con la cosiddetta riforma del titolo V, nell'articolo 117 della Costituzione, le regioni venivano vincolate a promuovere la pari opportunità in sede elettorale. E nel 2003 venne cambiato l'articolo 51, quello che sancisce che tutti hanno diritto di accedere in condizioni di parità alle cariche pubbliche, quello che secondo la Corte Costituzionale era l'ostacolo alle quote di genere, e invece questa norma fu arricchita con un inciso breve ma lapidario: a tal fine la Repubblica promuove con appositi strumenti la parità tra uomini e donne. Molto era cambiato quindi nel giro di pochissimi anni, 1995, 2001, 2003. Si pensava che in quel momento l'intervento promozionale dello Stato o delle regioni dovesse fermarsi alla fase della candidatura, proprio per non, violare il principio della libertà di voto. Viceversa, alla fine del 2009, la Regione Campania adotta una strategia innovativa ed introduce per la prima volta, quindi a livello regionale, la doppia preferenza di genere, cioè la possibilità per l'elettore di esprimere una seconda preferenza, quindi due anziché una, purché destinati a soggetti di genere diverso, pena l'annullamento della seconda. Si parla molto di questa misura, che ripeto nel nostro ordinamento è un assoluto inedito, e se ne occupa anche la Corte Costituzionale. Questa volta però, siamo nel 2010, la Corte Costituzionale ritiene che la misura sia perfettamente compatibile con la Costituzione, e lo fa con una motivazione che non si limita a richiamarsi agli articoli della Costituzione che nel frattempo erano stati cambiati,
ma è una motivazione che scende nel profondo e va ad indagare su quella che si dice in gergo è la ratio della legge, cioè secondo la Corte la misura del legislatore non è in alcun modo volta a orientare l'elettore o a imporgli l'espressione di un voto. Primo, perché l'elettore può esprimere le preferenze, ma può anche non farlo. Secondo, perché ne può esprimere una sola, ma ne potrebbe esprimere anche due, ma due ovviamente è più di uno, quindi si allarga il ventaglio delle opzioni a disposizione dell'elettore. Vi è soltanto questa misura che vuole far sì che l'allocazione delle preferenze sia ripartita tra i vari generi. E quindi sotto questo profilo la Corte ritiene che la legge vada bene. E si passa da un'iniziativa, diciamo, riservata alla sola regione Campania ad un intervento che pian piano si diffonde nelle altre legislazioni regionali, che viene poi trasfuso nella legislazione per l'elezione del sindaco, allora anche del presidente della provincia, oggi non più, e poi troverà, diciamo, sfogo in questo provvedimento di principio che oggi dovrebbe imporsi a tutte le regioni. Quindi nel giro di alcuni anni si è passati dall'assoluta ostilità verso misure di questo tipo ad un'affermazione di compatibilità con la Costituzione, ad un momento successivo nel quale si va a toccare anche il momento dell'espressione del voto. Certo, rimane, diciamo, come soglia forse invalicabile la produzione del risultato. È difficile oggi immaginare che si possa scrivere con legge che la ripartizione dei seggi dovrà essere in una certa misura percentuale tra generi. Questo mi sembra un po' difficile, però il percorso è stato ricco, è stato approfondito, e sotto questo profilo, torno a dire, il segnale che ha voluto dare il governo nel 2020 mi sembra particolarmente incisivo, perché, torno a dire, ripetere, che tra i vari ambiti in cui avrebbe potuto essere esercitato il potere sostitutivo, il governo ha scelto proprio il tema della parità di genere in sede elettorale. Ovviamente poi, lo sappiamo benissimo, tutto dipende dalle scelte degli elettori. La doppia preferenza di genere ha prodotto risultati apprezzabili in alcuni contesti, meno in altri, è una questione culturale, può anche dipendere naturalmente dalla qualità dei candidati o dal particolarissimo e contingente contesto politico di riferimento, però credo che tutta questa serie di misure promozionali abbia ormai una sua collocazione ben precisa nel sistema, e concluderei ricordando che tutte queste misure si richiamano al principio di uguaglianza, ma principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale. C'è sempre la solita immagine che si fa, la raffigurazione dei due bambini che tentano di affacciarsi oltre un muro con due sgabelli di uguale altezza, solo che uno dei due ragazzi è più alto, l'altro è più basso, uno riesce a guardare oltre e l'altro no. E quella è l'eguaglianza, si dice sempre in senso formale. Lo sgabello è uguale, siamo tutti uguali davanti alla legge, ma ci sono le diversità di partenza. Nella seconda immagine cambia l'altezza dello sgabello, la persona meno svantaggiata in altezza riesce ad affacciarsi e ad andare oltre. E questo è un po' l'obiettivo delle misure che sono state introdotte dal legislatore e che il governo in questo caso ha fatto valere con una certa incisività. Grazie. Grazie Dimitri. Bene, allora, ragionando in termini di altezza di sgabello, passiamo dalle istituzioni e andiamo a vedere che cosa succede nelle imprese. Chi ci parlerà di questa cosa è l'ingegnere Roberto Nardi, che è stato vicepresidente della ricerca e sviluppo di Unilever, quindi di una grandissima multinazionale, e da questa posizione internazionale il dottor Nardi ha avuto certamente un osservatorio molto speciale, molto privilegiato, per vedere com'è in questo caso la leadership femminile, come si declina in relazione alla cultura aziendale e alla cultura nazionale. Prego Roberto. Grazie Cristina, grazie di avermi invitato, grazie a Valeria per essere presente ai lavori. Vi porto, diciamo, l'esperienza mia personale di questi circa 40 anni di lavoro nell'industria,
e da una prospettiva ben distante dal pubblico, sapete che il privato ha le sue logiche e i suoi modi di approcciare la società e il business, e quindi la legge del profitto, che non è un profitto fine a se stesso, ma un profitto che dovrebbe riversersi sopra il sociale, quindi sull'impiego e sul benessere generale, è il driver delle logiche di questi grandi gruppi. Ora sì, ho avuto negli anni un osservatorio privilegiato per poter guardare il mondo, perché ho avuto la fortuna di girare nel mondo e di vivere molto in Italia, ma molto anche all'estero. Ho potuto confrontarmi con diverse culture, con diverse situazioni, e oggettivamente mi sono dato più volte come mai le cose sono diverse in Italia, ma non poi così diverse nei numeri nel mondo, ma l'atteggiamento verso la donna o verso il problema della maternità, se ne è parlato all'inizio della riunione, è visto come un tabù in certe culture, invece visto come una cosa normalissima, di quello che nel periodo di una vita sociale di 30-35 anni di lavoro, in fondo una maternità o due sono una pensione molto bassa, di quei 30 anni, 35 anni. Quindi diventa più un alibi pensare al problema della maternità piuttosto che invece affrontare l'evoluzione delle esigenze femminili in maniera specifica. Fatto da una considerazione statistica personale, allora negli anni 80, nei primi anni 80, io sono entrato in questa multinazionale partendo da una porta d'ingresso che era quella italiana, ed era quella di una fabbrica che era nel centro-sud dell'Italia, Cisterna di Latina, una fabbrica che allora aveva circa 1500 persone all'interno dell'azienda. Ora è interessante dire 1500 persone, buona notizia per la percentuale femminile, l'industria alimentare è molto aperta nei cancelli della fabbrica alle donne. Già nel 1980 si contava una percentuale di donne, la presenza era superiore a quella maschile, 60% di donne e 40% di uomini, grosso modo differenziate in lavori in produzione per le donne, quindi dedite all'assemblaggio dei prodotti alimentari con l'igiene giusta e con l'approccio giusto, mentre l'uomo era il personaggio di fatica o i collari blu, quelli che manutenzionavano le macchine e trasportavano i carrelli. E in questa percentuale c'è quella positività della presenza femminile nell'industria in maniera abbastanza grande. I dati sono completamente differenti se saliamo verso i vertici dell'industria e cominciamo a guardare il management dell'azienda stessa. Ecco, negli anni 80 era molto facile la percentuale, erano 0 donne al vertice e il 100% erano personaggi maschili. E questa logica si ripercuote, se vogliamo, anche in quello che si è visto nell'evoluzione storica, nei tracciati storici, non sempre per le rari, le Marie Curie o le donne di particolare prestigio. Però è una realtà che è andata cambiando negli anni, anche perché, come dicevo, non c'è una spinta dall'esterno, una quota rosa imposta da un governo, da un legislatore, ma semplicemente l'evoluzione dello spazio che nell'industria viene fatta in funzione dei meriti. Abbiamo parlato di meritocrazia, e nella scuola, con l'università diventa pregnante questo termine. Nell'industria credo che sia la guida specifica della scelta del management. Questo non significa che la realtà degli anni 80 sia molto cambiata adesso, però l'apertura allo spazio, alle capacità e alla voglia di integrarsi in ruoli di leadership è sempre più spinta. Se vado a fare una fotografia adesso, quel 100% è diventato forse un 75-80%, e la presenza di un 20-25% di donne fa ben pensare che questo trend nel futuro sia sempre più profittevole. Ma torniamo un attimo a guardare gli anni 80. Negli anni 80 io, quando nell'85 divenni giovane caporeparto, in un reparto che la famosa parla del 1500 era circa 200 e passa dipendenti, un 120 erano le presenze delle donne rispetto alla percentuale reale, che il 60-40 che si è mantenuto in quelle fasce di anni. Subito dopo guardiamo la guida di un reparto. Nel guida del reparto a quel tempo c'erano i capisquadra e i capiturno. Bene, io avevo 10 capisquadra, di cui 2 erano donne
quindi una presenza di leadership molto bassa, il 20%, ma era il diretto contatto del personale operaio. E poi invece sopra c'erano i capiturno, si lavorava ancora su 2 turni, le squadre erano 2, più c'era una riserva centrale, eccetera, erano 5 capiturno, tutti e 5 uomini. E io sopra a fare il giovane caporeparto di questa struttura di 200, una struttura paramilitare, se volete, una struttura piramidale, ma una presenza di 2%, del 20%, 2 su 10 dei capi squadra già facevano vedere che c'erano degli spazi in salita. Qualche anno dopo la presenza in produzione di capiturni di donne sono diventate un po' di più, senza mai stravolgere quello che alla fine è quel 75-25 di adesso, ma fa vedere come gli spazi si vanno coprendo anche con livelli culturali di entrata. I capiturno di allora erano dei periti, adesso sono dei laureati, prima erano delle scolarità inferiori, adesso l'evoluzione porta in avanti, e nell'evoluzione culturale c'è lo spazio per quella meritocrazia che diventa vincente. Credo che nel miglioramento degli anni il processo sia abbastanza chiaro. Guardiamo un attimo invece la situazione all'estero. Se andiamo a guardare la parte di management, all'estero lo zero che avevo visto in Italia non l'ho mai visto così legato. La presenza del management a livelli di middle management e top management poteva oscillare da un 30% a un 10% nel top management. Siamo sempre lontani da una preeminenza a 50-50, però c'era meno preclusione culturale rispetto a questa salita in ascesa. Quindi mi domandavo e davo delle risposte forse superficiali al fatto che questo dipendesse molto dal supporto sociale esterno. Pensavo, ipotizzavo che il fatto che magari la scuola avesse delle sostenizioni migliori, che gli asili nido fossero più organizzati, che il sociale rispetto alla mamma lavoratrice potesse essere più ampia, desse queste opportunità di vedere queste colleghe olandesi o tedesche molto più smart nell'affrontare il day by day quotidiano. Io credo che questa interpretazione sia troppo semplicistica. Non si tratta di struttura o di mancanza di struttura, sicuramente abbiamo dei gap e delle migliorie da fare regione per regione, e in Italia come è stato nei confronti di alcune organizzazioni nordiche più organizzate dal punto di vista sociale, sugli asili nido, sulle scuole materne e così via. Ma io credo che molto dipenda dalla cultura dell'approccio al lavoro. L'industria, ho detto, si basa sulla meritocrazia da un lato e sull'impegno sul lavoro. Ora trovo differente in Italia rispetto all'estero l'approccio rispetto agli orari di lavoro, cioè il salariato o l'approccio al lavoro è legato dai contratti sindacali, ai contratti sociali che parlano di 8 ore, 36 ore settimanali e via dicendo. E questo va bene per l'operaio o per il lavoro del clerk legato al tavolino. Quando si sale di carriera di management, questi orari non sono più rispettati. Poi c'è magari chi si prende la libertà di arrivare magari verso le 9:30 perché ha accompagnato i bimbi a scuola, però l'ora di uscita non esiste ed è legato a delle tempistiche che sono autoindotte dall'esempio che viene dall'alto verso il basso. Allora, se il capo sta in ufficio fino alle 8, il gregario sta lì fino alle 8 per farsi esempio. E l'orario di lavoro non sono più le 8 ore, ma si dilatano a 8, 9, 10, 11 ore, e questo è tipicamente italiano. Perché all'estero non ho trovato questa situazione. Sì, occasionalmente ci possono essere dei meeting che arrivano a durare un paio di ore in più in maniera eccezionale, perché c'è una scadenza il giorno dopo, ma l'abilità di chiudere e di far cadere la penna sul tavolino della scrivania, sulla scrivania, alle 5 del pomeriggio, perché nel nord Europa si comincia a lavorare alle 8 e non si arriva alle 9:30 alla romana o all'italiana in generale. Bene, questa abitudine di staccare alle 5 consente a uomini e donne di dedicarsi a quella politicità di interessi che deve essere forse il momento principale della vita dell'uomo e della donna in generale. Non dovremmo essere attaccati invece a quella monocraticità di interessi che il lavoro spinge per ottimizzare forse il profitto, forse la soddisfazione personale, trascurando famiglia, figli, mariti e mogli, perché poi il discorso è reciproco.
Nella mia carriera ho avuto molte colleghe donne, vincenti anche, brave. Ho avuto un direttore marketing che ha messo la quota rosa intorno agli anni 2000, essendo la prima donna nel top management dell'Italia in quel periodo. Quindi abbiamo avuto degli esempi di questo genere. E però anche le donne in queste posizioni di vertice assumevano i ritmi di lavoro, le tempistiche tipiche, non dico dei maschietti, ma di questo approccio culturale nazionale che è differente da quello esterno. Di chi è la colpa? È un indotto legato all'emulazione specifica o è un difetto tipicamente italiano? La voglia di farsi vedere presente, il fatto che è indubbio, se uno vuole generare lavoro, continua a lavorare indefessamente per tutta la giornata. Gli orari a disposizione sono sempre limitati, la scelta tattica di come utilizzare le 24 ore che diventa pregnante, e questa differenza di scelta io non l'ho vista così netta all'estero come invece in Italia è. Sembra che il top management dell'industria, e adesso parlo in generale, senza avere conoscenze specifiche di altri settori, però è una cosa tipica che l'imprenditore o il presunto manager, che non è imprenditore ma che esegue certi obiettivi su certe visioni strategiche di percorsi ben disegnati, sia legato a quella necessità di usurare tutto il tempo che vuole in questi sistemi. Ora, lo smart working potrebbe aiutarci a cambiare i sistemi? Non mi illudo. Lo smart working sta allungando i tempi di lavoro a casa, ha ridotto i tempi di trasferimento, ma ho più tempo per stare davanti al computer e ho più tempo a dedicare tempo a quel computer che poi in un sistema globale, questo l'ho vissuto specificamente, poiché il lavoro di una multinazionale è global, ci si collega nello stesso periodo con signori che stanno svegliandosi la mattina negli Stati Uniti, signori che stanno andando a letto in Cina verso le 8 della sera. In Europa siamo più o meno intorno all'1, alle 2, alle 3 del giorno, e ci sono questi meeting globali con gente che va a dormire, gente che si è svegliata, e si lavorano tutti insieme. E per di più le email arrivano durante le 24 ore, per cui quando uno si sveglia la mattina alle 8 si trova impestate le email in inglese, perché poi tutti si parla in inglese scorretto e essenziale, e porta questo lavoro, questo overlavoro di 24 ore su 24 che probabilmente è senza fine. Quindi chi e come cominceremo a chiudere il sistema? Abbiamo aperto un sistema, abbiamo legato il mondo via internet e via email in maniera globale, e alla fin fine non riusciamo a trovare il bando della matassa per poter dire: io faccio l'uomo e la donna che per 8 ore lavorano e poi dedico del tempo ai figli o allo sport o alle attività sociali, che dovrebbero essere il complemento. Io mi accorgo personalmente per primo, ma poi molti colleghi insieme a me, indipendentemente se sono uomini o donne, che non c'è tempo per fare altro, e questo è profondamente sbagliato. L'illusione che il tempo lo avrò o lo avrei dopo, quando avrò il simpatico retirement, e invece no. Io sono in pensione da qualche anno e sto lavorando peggio di prima e più di prima, perché evidentemente è una specie di giro, una droga mentale, un aspetto psicologico, non sa capire bene in che maniera se ne possa uscire, però tant'è, uno si diverte anche, oppure si dispiace anche perché perde tante altre opportunità. Quindi non so bene dove sia la soluzione. Andiamo per concludere un attimo questa chiacchierata così a vol d'uccello sulle esperienze esterne. Nei paesi anglosassoni vivono forse peggio degli italiani perché non sanno divertirsi di meno, però hanno un distacco dal lavoro molto più tecnicizzato. Poi magari anche loro le email se le fanno di notte, quindi abbiamo il discorso che diventa sempre più globale in questo senso. Le donne sono chiamate a fare lo stesso ruolo che fanno gli uomini nell'industria, piacente o non piacente, e quindi sono costipate da questa scelta di campo dove, in esempi anche trattati durante il convegno, abbiamo visto ci sono scelte specifiche per cui, poiché sei donna, devi fare figli o devi fare scelte diverse o ti allontani da certe attività di lavoro. Molte delle mie colleghe, ahimè, o erano single o erano maritate con un solo figlio. Ho un esempio invece particolarmente piacevole della mia collega marketing manager che aveva 3 figli e riusciva a gestire tutto. Era secondo me una super manager perché gestiva all'interno la famiglia nella stessa maniera. Quindi tanto di cappello
e di abilità e di sforzo e di organizzazione per fare il tutto, però è fattibile e questa è la cosa positiva. Per concludere in maniera positiva il pensiero, poiché è sempre importante considerare l'entrata e quindi la selezione. Ecco, la cosa buona nell'industria è che in genere la raccomandazione non serve, serve l'approccio di presenza e il colloquio diretto. Io da ormai 30 anni faccio colloqui diretti a decine di persone e mentre negli anni 90 assumevo quelli che venivano a fare il colloquio è privato, non bisogna fare nessun concorso, non bisogna fare nessuna lista particolare, non bisogna neanche raccomandarsi più di tanto, anzi chi si raccomanda è genere mal visto, per cui non viene considerato in maniera negativa. Arrivano a fare quei colloqui i ragazzi, venivano ragazzi maschi e femmine ed erano 8 uomini e 8 ragazzi e 2 ragazze, inizio anni 90. Poi la percentuale è migliorata pian piano e adesso diventa difficile trovare una parità di sessi all'entrata, nel senso che rido o sorrido quando sento di quote rosa. Quote rosa comporterebbero quote azzurre, le quote azzurre non ne parla nessuno, quindi forse è discriminante parlare di quote rosa. Parliamo invece di approccio specifico di conoscenze e devo dire, questo è sorprendente, le conoscenze, il know-how, la preparazione universitaria, la voglia di essere brillanti e migliori è sempre più frequente nelle donne che negli uomini. Non so dire perché questo, forse perché i ragazzi arrivati ai 20 anni si distraggono di più, pensano troppo al calcio, alla musica, alle ragazze in senso diretto o non diretto. Le ragazze forse hanno l'handicap di dimostrare quanto sono brave 2 volte in una società pre-sessista che adesso è superata. Io trovo che nei talenti che uno va a cercare, la maggior parte dei talenti sono donne. La mia statistica personale, che rispecchia probabilmente anche quella di Dantes, è che io negli ultimi 15 anni ho assunto l'80% di ragazze rispetto a un 20% di ragazze, e non perché volevo fare la quota rosa o la preferenza delle donne, semplicemente perché ho sempre cercato di selezionare i migliori. E i migliori in questo esempio qui sono arrivate ad essere le ragazze che sono in università a 24 anni con una laurea 5 anni completa, perché anche questo l'università, lo capite bene, l'avete, il direttore non so se sia ancora con noi, ma questo discorso di 3 anni e 2 anni ha fatto confusione e nient'altro, e secondo me nelle selezioni diventa, io sono laureato a 3 anni, sono laureato a 5, sono 7 perché ho fatto anche il PhD, eccetera. A me basta una laurea a 5 anni fatta in 5 anni, perché uno che fa in 6 anni o 7 anni dimostra magari di arrivare all'obiettivo in tempi diversi o perché ha fatto scelte diverse. Allora il focus su 5 anni diventa preminente per valutare il talento, perché poi abbiamo mezz'ora di tempo per discutere se la persona è degna o non è degna, e più di 2 colloqui non si fa perché il tempo, ahimè, è denaro, nel senso specifico della velocità di esecuzione. E questo è positivo, perché permette di selezionare in poco tempo i talenti giusti. E i talenti giusti in questo periodo storico sono più le donne che gli uomini. Quindi io prevedo che per il modo 60-40 delle operaie si vada nel tempo a ribaltare anche nella fascia del top management, perché sicuramente se i talenti che entrano adesso tra 20-30 anni stanno al vertice, saranno l'80% donne e 20 uomini nella visione del tempo che passa. Questo è un po' l'esperienza e la testimonianza che volevo portare. Non credo di niente di particolarmente nuovo. Dico che starà a noi trovare gli equilibri giusti per saper trovare gli spazi per poter avere una società sempre più equilibrata e più corretta nel modello futuro. Grazie Roberto, credo che gli studenti che ci stanno seguendo ti saranno grati perché certamente hai lasciato loro anche delle informazioni molto molto utili su che cosa accade nel momento in cui c'è una selezione del personale a livello di aziende. Se mi permettete una nota personale, io l'ingegner Nardi l'ho conosciuto un pochino di anni fa, e quando qualche anno avevo fa, la barba bianca, sì. E quando l'ho conosciuto io ricordo che era alla ricerca del suo erede nel suo management,
E lui lo cercava maschio ai tempi, e poi in realtà ha trovato un mucchio di eredi, ma erano tutte delle brillantissime professioniste. Professoressa Filì, noi siamo perfettamente in timing, quindi devo dire ci siamo allineate a quello che è l'approccio nord europeo. Io a questo punto ti lascerei la parola per le conclusioni del nostro incontro. Grazie Cristina, più che conclusioni voglio complimentarmi con tutte e tutti gli speakers di oggi. Grazie davvero per queste pillole che ci avete consegnato. In 15 minuti non è facile dare queste indicazioni, fare un ragionamento complesso, ma mi pare che la missione sia perfettamente riuscita. Anche nello spirito dell'evento, cioè quello di lanciare dei messaggi positivi e far vedere che il cambiamento è possibile. Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato ad organizzare questo webinar. Ringrazio Marco De Anna per la bellissima locandina. Ringrazio Cristina Marcon e Asaria Basile, le tirocinanti del CUG che si sono succedute nel tempo e si sono passate la staffetta, che hanno anche scelto l'immagine della locandina. Ringrazio Sveva Gregori che si occuperà della post-produzione. Voglio ricordare a tutte e a tutti che questo video andrà poi su Play Uniwood e quindi lo potrete rivedere o farlo vedere ai vostri amici e conoscenti. E ringrazio i componenti del CUG, in primis Maria Cristina Nicoli, e poi anche chi oggi non è stato messo in spotlight, non ha partecipato attivamente, ma che partecipa a tutte le iniziative del CUG e appunto collabora con me e Cristina a portare avanti tutte queste azioni, e quindi Alessandra Catena, Andrea Lucatello, Daniela Rimicci, Stefano Piccini e i colleghi Francesco Bilotta e Laura Pagani, anche la componente studentesca molto attiva nel CUG, Nunziana Mastrangelo e Yuki Gaudiuso. E poi ringrazio infine tutte voi e tutti voi che ci avete seguiti in diretta, e so che è impegnativo stare quasi 2 ore davanti al computer ad ascoltare un webinar, quindi grazie ancora per il vostro tempo. Grazie Cristina, grazie a tutti.